You say that I'm messing with your head. All my life I've been good, but now I'm thinking what the hell. All I want is to mess around, and I don't really care about if you love me, if you hate me, you can save me, baby, baby. All my life I've been good, but now Prima assoluta per una manifestazione di atletica leggera all'interno del nuovissimo e non ancora completato Pala Indoor di Padova. Il tutto in memoria di Luciano Luisetto, compianto presidente del comitato provinciale patavino che tanto amava i giovani. E sono stati proprio loro, i ragazzi e le ragazze del trofeo delle province indoor, a dar colore ad una struttura in attesa della posa finale della pista. Partiamo allora dai piccoli protagonisti. Hanno 12-13 anni e l'atletica leggera assume una veste prettamente ludica. Avevo già provato una volta con la scuola e mi è piaciuto, e allora pian pianino ho deciso di provare questo sport. Mi è piaciuta di più di tutti la corsa perché ci siamo tutte unite, allora ognuno tifava per quello che gareggiava. Ho fatto sì nuove conoscenze anche con una ragazza bravissima nella velocità e anche nel salto in alto. Comunque conoscevo già altre ragazze come Alice, Claudia e Sara. Oggi sono stata felice perché sono riuscita a fare il mio record personale in alto, di salto in alto, e sono molto 1,21, ho appena iniziato a fare atletica e è una bella esperienza anche perché incontri nuove persone e ti diverti. La faccio da 2 anni e mezzo e l'atletica è una specie di talento naturale, mi viene così, allora l'ho scelta. Mi dicevano tutte a scuola che ero veloce, allora ho provato a fare lo sport e sono riuscita. Ogni provincia si è presentata a Padova con una rappresentativa ed il pomeriggio è trascorso a suon di spari, con gli start dei 30 metri di velocità, di lanci con la palla medica, di salti con l'alto ed una staffetta conclusiva. Alla fine la rappresentativa di Vicenza, trascinata da Nicolò Denardi ed Arianna Siviero, è risultata essere la più forte, ma si è distinta anche la trevigiana Achissi Quam, velocissima nei 30 metri. I ragazzi vorrebbero imparare a fare di tutto subito, però bisogna incominciare a fare prima di tutto amare l'atletica, divertendosi. In questa età, fascia di età, perlomeno per quanto riguarda la provincia di Padova, lavoriamo in questa maniera qua, e poi con la categoria superiore dei cadetti allora si comincia già a fare un qualcosa più di seriamente. Per il momento adesso bisogna fare amare l'atletica ai ragazzi in tutte le sue specialità. Questo è il nostro compito, noi lo facciamo molto volentieri e lo facciamo sempre con grandissimo impegno perché riteniamo che lavorare qua significa poi lavorare in prospettiva per i grandissimi risultati. E con un po' di soddisfazione anche personale devo dire che questo tipo di lavoro promozionale per il Veneto ha pagato molto bene, perché anche a livello assoluto, a livello giovanile, con gli allievi, con gli juniores, le società, il movimento Veneto è ai primissimi posti a livello nazionale. Molti atleti veneti, ora ai vertici mondiali, sono partiti da qui, giocando e misurandosi con gli altri ragazzi al trofeo delle province, come Ottavia Cestonaro, plurititolata saltatrice vicentina, allenata da papà Sergio. Lei ha sempre avuto una simpatia, diciamo, per i salti in estensione e adesso infatti è campionessa italiana e con record italiani sia allievi che junior nel salto triplo, e poi il 7° posto ai mondiali nel lungo, eccetera. Però non ha mai disdegnato neanche la velocità, gli ostacoli e anche, devo dire, i lanci. E questo infatti ha portato al fatto che abbia vinto anche 2 titoli italiani con il record italiano anche nelle prove multiple. Oggi siamo qui in questo spazio molto grande, però questo tipo di attività che stanno svolgendo può essere praticato normalmente anche nelle palestre scolastiche. Questa è l'attività indoor di questa categoria degli under 13. In Veneto l'attività delle società è presente su tutto il territorio. Nessuna specializzazione precoce, ma tanto sport sano in un ambiente ricco di passione e competenza. Ai genitori dico: fate fare sport ai vostri ragazzi e tra questi sport avete la possibilità di far fare anche l'atletica leggera. Tante società diffuse nel territorio, tanti tecnici estremamente preparati, la maggioranza insegnanti di educazione fisica o laureati in scienze motorie. Non avere assolutamente fretta, cioè non aspettarsi i risultati dai loro figli
quando sono piccoli. Se vengono bene, ma deve essere una cosa naturale. I risultati poi maturano pian piano sotto la guida di allenatori che sanno essere molto bravi nel distribuire nel tempo allenamenti e soprattutto quantità di allenamenti. Momento toccante quello delle premiazioni con il trofeo in memoria di Luciano Luisetto. Ha fatto la storia dell'atletica leggera a Padova. Abbiamo portato un momento molto significativo, molto importante della nostra attività, questo trofeo indoor delle province venete che da quest'anno dedichiamo a Luciano Luisetto, un grande dirigente territoriale periferico della FIDAL, presidente del Comitato Provinciale di Padova per tantissimi anni, che sicuramente ci starà guardando perché i ragazzi giovani erano la sua attenzione particolare. Fa veramente piacere che il Comitato regionale abbia deciso di dedicare questa manifestazione a Luciano. Per noi è stata una guida e adesso stiamo continuando quello che lui ci ha insegnato e stiamo raccogliendo quello che lui ha seminato. E veniamo alla struttura del Pala Indoor. I servizi sono completati, manca ora solo la pista che verrà posata in estate. Dopodiché Padova sarà a tutti gli effetti l'unica città del nord Italia e la seconda nella penisola a poter godere di una struttura al coperto interamente dedicata all'atletica leggera. Finalmente vedere questo palazzetto dedicato alla regina degli sport, l'atletica, funzionante, pieno di giovani, in memoria di un grande amico dell'atletica, di Luisetto, è una grandissima emozione, anche una soddisfazione, perché in periodi come questo trovare soldi per le opere pubbliche è difficilissimo, ma qui ci siamo riusciti e stiamo arrivando a fine corsa. Continuerà questo impegno perché Padova diventi davvero un po' il polo del nord, non solo del nord-est, per l'atletica. L'atletica offre tantissime opportunità anche per chi è affascinato dal ruolo del giudice. Il settore in Veneto è in crescita e nel nuovo gruppo formato casualmente da sole donne le iscrizioni restano aperte. Abbiamo iniziato un progetto che più che un corso è già una seconda fase, cioè giudici che erano già tesserati. Abbiamo un gruppo di giovani sotto i 25-26 anni che sono 7-8 e però sono tutte ragazze, si lamentano che vorrebbero avere anche qualche uomo assieme, quindi se ce n'è qualcuno disponibile ben accetto. Scegli la scarpa più adatta al tuo stile di corsa con Più Sport & Running. Crea il tuo programma di allenamento personalizzato con Show Club e migliora la tua performance. Più Sport & Running e Show Club ti mettono le ali.